Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura del nostro notiziario la cronaca con una tragedia avvenuta questa mattina alle 10:30. Un uomo di 78 anni, Giorgio Marchette, è morto nel tentativo di aprire un proiettile tracciante. L'episodio è avvenuto in via Gere, laterale di via Dogana Vecchia, nel quartiere dei Cappuccini a Pordenone. Queste le prime immagini che ci arrivano direttamente dal posto. Il pensionato nel retro della propria abitazione stava cercando con una flex di aprire l'ordigno rinvenuto recentemente all'interno di un poligono di tiro quando è stato investito dall'esplosione. A chiamare i soccorsi sono state la moglie e uno dei figli che abitano nella stessa abitazione. All'arrivo dei soccorsi sul posto personale del 118 con ambulanza automedica, Marchette era già morto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Pordenone, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la piccola officina dove il 78enne stava armeggiando con il proiettile tracciante, e gli agenti della Polizia di Stato per le indagini. Proseguiamo con la cronaca. Una serata di terrore per una donna di 73 anni che intorno alle 20:30 di ieri si è improvvisamente trovata di fronte a 3 uomini con il volto travisato da un passamontagna nella sua abitazione di Latisana mentre stava cenando. I 3 rapinatori, una volta entrati, le hanno intimato di aprire la cassaforte e di consegnare loro i preziosi e i soldi in contanti che custodiva nel forziere. Dentro la cassaforte però la donna conservava in verità solo documenti. I ladri sono riusciti a trovare solo poche banconote da 10 euro, a quel punto se ne sono andati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri di Latisana. E i finanzieri del Comando Provinciale di Trieste dall'inizio dell'anno hanno individuato 34 soggetti ritenuti responsabili di aver percepito illecitamente benefici economici per un importo complessivo di oltre 233.000 euro. In particolare le attività di controllo svolte dai militari hanno riguardato la verifica del possesso dei requisiti oggettivi, reddituali e patrimoniali e soggettivi dei beneficiari, tra i quali un ISEE inferiore a 9.360 euro, l'assenza di misure cautelari pendenti, la residenza nel territorio italiano per un periodo minimo di 10 anni. E poi c'è da registrare, sempre nella serata di ieri, uno scontro tra una Fiat 500 e un mezzo pesante poco prima delle 20. È successo tra il comune di Colloredo di Montalbano e Buia. Queste le foto. L'incidente è avvenuto lungo la Losovana. Nell'impatto il camion è finito fuori dalla carreggiata ribaltandosi su un fianco. La Fiat si è schiantata contro il guardrail. Sul posto i vigili del fuoco e i 118. E si è svolto questa mattina invece il funerale dell'agente di Stato della Polizia Stradale di Amauro, Maurizio Toscano, che ha perso la vita sabato scorso mentre stava rilevando un incidente che era avvenuto sull'autostrada A23. Sentiamo l'omelia da parte di Monsignor Guido Genero nella cattedrale del Duomo di Udine, affollata non solo di agenti ma anche di tutte le persone care che hanno voluto ricordare Maurizio Toscano. Ricordiamo ora tutti la sua personalità e i compiti che egli ha svolto fino all'ultimo istante di vita, morto proprio nell'esercizio pieno dei suoi compiti, fatti a servizio della società e della sicurezza, di cui è una delle tante vittime. Gli siamo fraternamente riconoscenti e pur fra le lacrime lo onoriamo per la sua capacità e competenza, per la sua cordialità e prontezza, nella disponibilità così ampiamente dimostrata ad assumersi anche i rischi gravi delle sue prestazioni.
Voltiamo pagina, concludiamo questa lunga pagina di cronaca, parliamo ora del Comune di Udine. Nel 2022, oltre a garantire il turnover del personale, la stessa amministrazione assumerà 34 ulteriori figure professionali. Saranno soprattutto giovani neolaureati in ambito economico o giuridico che ricopriranno incarichi in nuovi servizi, la cui organizzazione è prevista entro la fine del prossimo anno. Il servizio. Nel 2022 negli uffici comunali di Udine i posti che si libereranno per pensionamenti, dimissioni o trasferimenti saranno immediatamente rioccupati. Lo prevede il piano dei fabbisogni messo a punto dal Comune stesso che oltre al turnover contiene novità per quanto riguarda l'ampliamento del numero dei posti di lavoro. In più abbiamo previsto un'implementazione dell'organico prevedendo appunto nuove risorse che consentiranno di assumere giovani laureati sia in discipline giuridiche e economiche sia in discipline tecniche che andranno ad implementare appunto i ranghi dell'amministrazione comunale. Ci sono nuovi servizi ma ci sono anche esigenze di coperture di servizi che in passato non avevano potuto avere pieno organico, quindi 34 nuove unità si prevederanno alla fine dell'anno prossimo. Ecco, quindi ci saranno diversi concorsi e ci saranno diverse anche sistemazioni, chiamiamole così, all'interno dell'apparato amministrativo, tenendo conto anche di nuovi ruoli che verranno a essere chiesti e anche una nuova organizzazione che prevediamo appunto di inserire. Ed è tutto pronto per la finale di Coppa Italia d'Eccellenza che si svolgerà alle 15 sul campo Tegil di Lignano Sabbiadoro. Telefriuli trasmetterà a partire dalle 15:30, dalle 14:30 la diretta. Dovremo avere in collegamento con noi il nostro Marco Pasquariello. Ecco, lo vedo pronto per darci un po' di novità di questo incontro che dovrebbe essere tra Pro Gorizia e Brian Lignano. A te Marco. Sì, buongiorno Davide, buongiorno a chi ci segue da casa. Hai detto bene, la finale di Coppa Italia d'Eccellenza tra Pro Gorizia e Brian Lignano, che si gioca qui in realtà in casa del Lignano, anche se il sorteggio ha voluto che in casa ci sia ufficialmente la Pro Gorizia. Qui allo stadio Tegil di Lignano una bellissima cornice per l'eccellenza che ora il nostro Simone Caramaschi vi mostra. Cominciano i primi sopralluoghi sul terreno verde del Tegil da parte delle due squadre. Ancora ovviamente non si hanno le formazioni ufficiali, la partita comincerà alle 15, la diretta di Telefriuli che trasmetterà ovviamente integralmente la partita fino alle premiazioni, che in caso di 90 minuti regolamentari saranno intorno alle 5, se no si andrà a oltranza chiaramente con supplementari e poi con i rigori. Telefriuli partirà con la diretta alle 14:30 per conoscere anche le persone che saranno qui a vedere la partita. Oltre ai semplici tifosi ci saranno anche dei vertici nazionali del settore dilettanti della FIGC, della Lega Nazionale Dilettanti, oltre ai protagonisti chiaramente di questa partita, i giocatori di Pro Gorizia e Brian Lignano, che hanno avuto dei percorsi diversi per arrivare a questa finale, molto più lineare quello da Pro Gorizia, con diversi anche 4-0 nel corso delle qualificazioni. Il Brian Lignano invece ha dovuto passare anche in un'occasione dai rigori, però comunque è arrivato qui. Quelle che sono le due seconde dei due rispettivi gironi A e B, perché appunto sono dominati da Tor Viscosa e Chions, con punto alle spalle Pro Gorizia e Brian Lignano, che scenderanno in campo oggi di nuovo alle 15 qui al Tegil. Nei giorni scorsi è stata presentata la finale, perché due finali in realtà a Lignano, quella giocata ieri del calcio a 5 col trofeo Stelle Martini e quella di oggi di Coppa Italia di Eccellenza. Abbiamo quindi intervistato i due presidenti delle due società, della Pro Gorizia Bonanno e del Brian Lignano Roma, che ci hanno raccontato come vedono questa Coppa, questa finale, importante per entrambe le squadre. Ti saluto Davide, alla fine del servizio puoi riprendere la linea. Pro Gorizia vicino al centenario, società storica, che emozione è questa finale però Presidente? Arrivare in finale è sempre un percorso importante che col mister e con i ragazzi, con la società si è fatto assieme. È un primo passo, vediamo di aggiungerne altri per raggiungere i risultati che magari vogliamo raggiungere. Insomma, è stato chiaro anche Franti, ha detto sono arrivato l'anno scorso, però noi puntiamo in alto adesso con questa Coppa, poi anche nel campionato, insomma questo è ovvio, lo dice anche il blasone della società. Ma lo dice il blasone, lo dice un mister che è importante, ha giocato tanti anni con me.
Io fino adesso ho quasi vinto tutto, mi manca la Coppa Italia, vediamo di mettere questo palmarès. L'ho vinto in Serie D, però in eccellenza no. Zeno Roma allora guardava questa Coppa con occhi davvero sognanti, ormai ci siamo quasi. Che emozione c'è? Parlava di emozione e di orgoglio, non si è nascosto insomma con quello che ha detto oggi di fronte a questa partita, questa finale molto attesa. Certo, grande orgoglio perché quest'anno ci sono 4-5 squadre secondo me di veramente competitive e non era facile, anche noi abbiamo fatto un percorso un po' tortuoso, ma ci siamo arrivati e con grande merito secondo me. È un sogno, sì, perché diciamo che quando la pensi mi sembrava di averla quasi già toccata con le mani 3 anni fa e quindi adesso avere una nuova chance ci dà grande gioia, grande soddisfazione. Speriamo di poterla toccare questa volta. Ecco, quindi vi ricordo l'appuntamento alle 14:30 con Telefriuli, ci sarà appunto la trasmissione per la Coppa Italia d'Eccellenza tra Pro Gorizia e Brian e Lignano e poi il fischio d'inizio alle 15. Un ultimo aggiornamento per quanto riguarda il fatto accaduto questa mattina, ve lo ricordo, alle 10:30 in via Gere, laterale di via Dogana, scusate, Vecchia, nel quartiere dei Cappuccini a Pordenone. L'uomo di 78 anni è Giorgio Marchette, eccolo qui nella foto, nel tentativo di aprire un proiettile tracciante il pensionato che stava cercando di aprirla con una flex, l'ordigno, è stato rinvenuto morto in seguito all'esplosione. A chiamare i soccorsi sono stati la moglie e uno dei figli che abitano nella stessa abitazione. All'arrivo dei soccorsi Marchette appunto era già stato trovato privo di vita. Sul posto i vigili del fuoco di Pordenone che hanno provveduto a mettere in sicurezza la piccola officina dove il 78enne stava armeggiando con il proiettile tracciante e gli agenti della Polizia di Stato per le indagini. E questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione. Alle 14:30 la diretta della finale d'eccellenza tra Brian Lignano e Pro Gorizia, poi ci vediamo invece questa sera alle 19 con il nostro telegiornale. Grazie, arrivederci.